Grazie, Madonna, quanta gente, veramente uno spettacolo. Devo dire che i Veneti sono sempre stati uno spettacolo, eh? E adesso è il momento però di tornare ad esserlo, perché sapete, io sono uno di quelli che poco politicamente corretti, molto poco politicamente corretti, quindi a me non me ne fotto niente se avete la mascherina o no. Se io fossi venuto a parlare qui 4 anni fa e avreste detto chi è quel cazzo di pazzo che c'è lì? Perché io da 20 anni, anzi 25, siccome sono il fondatore del movimento libertario, chi è il movimento libertario? È quella roba che non fa politica, è quella roba che soprattutto fa una cosa, disobbedienza, da sempre. E io mi ricordo quando 20 anni fa andavo a fare i primi convegni e dicevo, ma guardate che non perché una legge è una cosa giusta, perché altrimenti noi dovremmo dire che le leggi che fecero a Norimberga nel 1935 per l'onore e la purezza del sangue dei tedeschi andavano rispettate. Ma che so, che ragionamenti fai? Eccoci qua, siamo arrivati. Noi abbiamo dei criminali che, fottendosene altamente persino della loro Costituzione, che ci hanno raccontato essere la più bella del mondo, fanno i DPCM per chiudervi in casa, per non permettervi di andare in giro, per vietare ai vostri figli di andare a scuola, per vietarvi di viaggiare. E adesso addirittura con la complicità di quell'altro grande criminale di questo Stato assurdo, il sindacato, stuprano l'articolo 1 della loro Costituzione. Non c'è mai stata alcuna differenza fra una banda di criminali e lo Stato. Nessuna differenza. Era solo una questione di tempo per provarlo. L'unica differenza è la convinzione che voi potete avere che esista una qualche differenza. Ed eccolo qua cosa fa lo Stato. Eccolo qui cosa fanno i servitori dello Stato, che vanno a manganellare la gente. E attenzione, disobbedienza, poi ne parlerò un attimo di disobbedienza. Attenzione, così come l'ho detto in tutte le piazze, io sono il primo ad essere sceso in piazza, lo ridico ancora alle forze dell'ordine, quelle che hanno giurato sulla Costituzione, che a Norimberga al processo dissero semplicemente che eseguivano gli ordini e poi però sono stati impiccati. E allora noi sappiamo che la pazienza dei popoli è la mangiatoia dei tiranni, quindi dobbiamo smetterla e finirla di essere pazienti, perché sono 18 mesi che ci stanno trattando come degli automi, come dei vermi, non come degli esseri umani. L'inoculazione forzata è un esempio, l'habeas corpus hanno mandato a fanculo questi signori, quando invece il nostro corpo è l'inizio della nostra proprietà. Il grande reset, ne ho parlato nel mio penultimo libro. Che cosa si propongono questi criminali? Di farvi vivere senza libertà, senza proprietà, senza privacy. Ed è quello che stanno facendo. E non è vero che il Green Pass serve per vaccinarvi, è esattamente il contrario. Ciò che vogliono è che vi vacciniate per avere un codice QR oggi e domani qualcosa di peggio, perché il loro modello, e ve lo hanno detto e ripetuto a marzo e aprile dell'anno scorso, il loro modello è il modello cinese. Aveva veramente ragione quello scrittore che diceva che i giornalisti in fondo non sono scemi, loro sanno qual è la differenza fra il vero e il falso, è che pubblicano il falso, cazzo, pubblicano il falso, continuano a pubblicare il falso. E io vi dico, sono tantissimi i responsabili di questa distopia, di questa tirannia, ma i primi in assoluto sono loro, quelli della categoria di cui facevo parte, perché non si può negare la verità fino a questo punto. Attenzione, io non ho la verità in tasca,
ma ho la libertà in testa. E questa non è libertà. Quella che stiamo vivendo non è libertà. E noi la libertà ce la dobbiamo riconquistare. Questi governanti, questa gente non è tollerante. E come insegnava il mio professore Sergio Ricossa, non si può essere tolleranti con gli intolleranti. Dobbiamo alzare la testa e dobbiamo farlo disobbedendo. La disobbedienza. Il 1° dicembre del 1955 una signora aveva finito di lavorare, decise di salire su un autobus e su quell'autobus decise di sedersi perché era stanca. Si sedette, arrivò la forza dell'ordine e l'ha presa a manganellate, perché era una donna di colore, si chiamava Rosa Parks. E siccome i negri non potevano sedersi in quel momento nella parte anteriore del pullman, venne pestata, esattamente come noi che non possiamo andare a mangiare senza il Green Pass. Ma vi rendete conto delle similitudini? Altro che le cazzate che vi dicono i giornalisti per far contenti i loro padroni di merda, che non viviamo in un periodo fascista e nazista. Tutto corrisponde. Ho appena finito un libro, volevo leggere qualche passo, ma vedete che mi dilungo un po'. Un libro che si intitola I medici nazisti, di Lifton, ve lo consiglio. E qui vengo sulla parte finale, che rendo onore a quel grand'uomo che è Chomsky, che io ho sentito a aprile dell'anno scorso. Se voi leggete I medici nazisti vi accorgerete di una cosa, che tutti i regimi hanno in un modo o nell'altro fatto uso dei medici e della medicina per cercare di avvalorare le loro tesi. Noi viviamo ancora oggi in una biocrazia nella quale questi si inventano teorie. Nel 1938 vennero approvate le leggi razziali in Italia e purtroppo la maggior parte di tutti gli scienziati andò contro cose che dicevano soltanto 2 anni prima, pur di far piacere al regime. Noi non dobbiamo far piacere al regime, noi dobbiamo essere contro il regime. Se la libertà ha un senso è dire alle persone quello che non vogliono sentirsi dire, e noi dobbiamo avere questa forza. Ed è inutile che parliamo di libertà e disobbedienza magari citando Rosa Parks, magari citando Gandhi, oppure citando qualche altro disobbediente nella storia. Poi però non ci immedesimiamo in quelle storie. Quelli le presero, quelli vennero manganellati, quelli vennero rinchiusi in carcere. E io, se sono su questo palco a parlare così oggi, come sto facendo da 18 mesi a questa parte, senza rispettare una sola regola di questa farsa tragica pandemica, è perché io sono pronto, per la vita di mio figlio e per la libertà, ad andare contro gli esecutori degli ordini. Buonasera. I miei genitori non sono pazienti del dottore, ma sono stati curati da lui. Il dottore dei miei genitori aveva detto tachipirina e vigile attesa. Poi qualche giorno dopo la situazione è diventata terribile. Anch'io ero chiuso per il Covid. Allora ho chiamato il dottor Chomsky tramite una persona amica e lui nel pomeriggio è andato a casa dei miei genitori che non erano suoi pazienti. Mio papà aveva tanta tosse, non riusciva a parlare, nemmeno al telefono. Il dottore lo ha curato subito e dopo 2 giorni, mio papà stava meglio. Poi ha iniziato mia mamma con sintomi forti e il dottore ha curato anche lei. Al 10° giorno tutti e 2 erano guariti. Noi gli dobbiamo tantissimo, anche perché è una persona splendida e di immensa umanità. Ora, questo libro che io ho curato, ho avuto l'onore di curare, ovviamente per il comitato Chomsky,
Quindi compratelo perché serve a raccogliere soldi che verranno usati per opere di bene. A me non viene niente e non voglio niente di questo libro, è stato un onore scriverlo e metterci la mia firma. Questo libro è pieno di testimonianze ed è nato perché? Per dimostrare che i medici nazisti esistono ancora oggi. Si chiamano Bassetti, si chiamano Galli, si chiamano Pregliasco, che addirittura ha definito i medici Novax come coloro che in guerra scappavano dalle pallottole. I medici nazisti esistono ancora, sono tutti quegli schifosi che anziché rispettare il giuramento di Ippocrate, che anziché lavorare in scienza e coscienza e fare quello che si è sempre fatto nella storia delle pandemie, andare a curare i pazienti, sono rimasti a casa a dire a chi era malato tachipirina e vigia attesa. Bestie! Questa è una tragica faccia pandemica, è nei numeri. È nei numeri. La percentuale di persone che guariscono quando vengono curate e si interviene nei primi 3 giorni, 99,9%. Qual è l'indice di mortalità in Italia, no? 2020? L'Italia è stato il peggior paese con l'Argentina a gestire questa cosa. L'indice di mortalità è lo 0,14%. Vale a dire che il 99,86% delle persone non muore e non è morta, anzi il 95% sono sane, le hanno chiamate asintomatiche ma sono sane. Da 0 a 20 anni sapete qual è l'indice di mortalità? 0, 0, 0! Quindi non fate vaccinare i vostri figli con questo siero di merda! Qua è chiaro che la magistratura è il grande latitante, perché questa farsa doveva finire a marzo del 2020, perché nessun DPCM poteva stuprare 12 articoli della Costituzione. Forze dell'ordine, gli assassini stanno a Roma! E chiudo. Io non vado, ho sentito parlare di ci vogliono come un gregge. Io non vado mai in piazza per guidare un gregge di pecore. Io dico sempre che vado in piazza per svegliare un branco di leoni. E se non siete leoni voi veneti, chi lo è? Viva la libertà! Bravo!